Una volta il sottopasso di Capriva del Friuli in provincia di Gorizia ha dato i suoi problemi. Questa mattina, verso le 10:30, un'autocisterna carica di GPL è rimasta incastrata proprio all'entrata del paese isontino. Squadre dei Vigili del Fuoco di Gorizia intervenute per rimuovere il mezzo anche con il NOx, nucleo operativo chimico speciale, hanno provato a contenere la fuoriuscita del gas. Per motivi precauzionali sono state evacuate le abitazioni in un raggio di 150 metri dal luogo dell'incidente. Il traffico ferroviario sulla direttrice Udine-Gorizia è stato temporaneamente interrotto, interdetta anche la circolazione veicolare sulla statale 56, nel tratto in prossimità del sottopassaggio. L'operazione si è dimostrata più lunga del solito e appena dopo le 15 i vigili del fuoco hanno dato il via libera alla circolazione e al rientro nelle abitazioni. La cisterna è stata spostata in un luogo sicuro dove sono continuate le operazioni di svuotamento. Trenitalia nel frattempo ha istituito un servizio sostitutivo con bus e ha deviato alcuni treni regionali. 4 treni regionali sono stati cancellati e ritardi tra 15 e 60 minuti si sono verificati per altri 9 convogli. Un austriaco